Clara, Origami all'alba, è il puntuale e preciso Marco Perlongo, il nostro regista di Open Day Cinema, ci segnala che è un brano 2023 che ha fatto anche da colonna sonora ad un'edizione di Mare Fuori, e vi stiamo raccontando l'imminente uscita della sesta edizione il 4 marzo in anteprima su Rai Play. Abbiamo in collegamento telefonico Greta De Rosa, abbiamo visto una clip, lei è Annarella, una giovane adolescente ribelle. Greta, benvenuta in Open Day Cinema. Buongiorno. Eccoci cara. Ci avrebbe fatto molto piacere vederti, ma problemi di connessione. Comunque, come ti senti? Sei pronta al debutto in prima serata? Sì, sono pronta, sono prontissima. Hai 15 anni, sei giovanissima, ti abbiamo forse strappato da una lezione a scuola perché tu frequenti il secondo anno del liceo artistico, grazie alla mamma Ilaria che ci ha permesso anche questo collegamento. Come ti sei appassionata alla recitazione? So che hai frequentato un corso di teatro nella tua scuola. Sì, io prima di tutto ho frequentato un corso di teatro a scuola alle medie e poi successivamente mi sono appassionata e ho studiato teatro al Teatro Diana, ho studiato 2 anni al Teatro Diana e poi ho fatto i provini ed eccomi qui. Sì, vogliamo ricordarlo, il corso del Teatro Diana, vedi, ho fatto i compiti, Greta, è la palestra dell'attore con la direzione artistica sì. di Giancarlo Cosentino e le insegnanti Rosa Farinaro e Roberta Misticone. Sì. Com'è stata questa esperienza di Mare Fuori, questa serie che davvero si sta imponendo e sta diventando sempre più un fenomeno culturale? Raccontaci questo rapporto che hai avuto con le altre tue colleghe attrici, come ti sei trovata? Allora, entrare a far parte del cast è stato magico, veramente è stato un sogno perché io ho sempre guardato la serie sin da quando ero piccolina e mi sono trovata benissimo con i ragazzi del cast che mi hanno accolto benissimo, ho fatto subito amicizia con tutti, soprattutto stretto con le sorelle. È bellissimo tutto questo, sei Annarella, ti rivedi un po' in questo personaggio, Greta? Sì, mi rivedo perché abbiamo comunque la stessa età e inoltre abbiamo anche lati del nostro carattere uguali, per esempio la sfrontatezza, anche io sono una ragazza molto determinata come Annarella, quindi sì, mi rivedo ed è stato molto divertente interpretarla. Annare, ti prego, digli subito a Sharon che puoi fare tu le consegne oggi. Certo, non c'è problema. Grazie. Ma perché che fa? Ho il provino. Tu diglielo subito, ti prego. Vabbè. Sharon, siamo pronte per le consegne? Ci va Marika. Ci vado io. Ho detto che ci va lei. Va bene, lo chiediamo alla ragazza. Buongiorno. Cosa tenete di fresco? È tutto fresco, signori. Che dice, amore? Prendiamo un po' di vongole? Sì. E allora vongole e tonno per 2. Perfetto, torna subito. Grazie. Ferma, polizia! Ehi, ferma! Io non c'entro niente! È quella stanza di mia sorella che mi costringe, è tutta colpa sua! Ferma! Ti prego, la verità non c'entro un cazzo! Fermati! Siamo pronti per una nuova edizione, la sesta di Mare Fuori, da domani in anteprima su Rai Play, e Greta De Rosa è una delle giovanissime attrici emergenti, lei è Annarella. Ogni riccio è un capriccio, Annarella. Sì, esatto.
Senti, abbiamo raccontato un po' del tuo percorso, devo dirti dalle clip che ci ha mandato Licia Gargiulo, sei molto efficace, devo farti i complimenti anche per la tua naturalezza nell'approccio alla camera, che non è facile, e comunque l'esperienza a teatro sicuramente è servita per entrare in un set cinematografico, no Greta? Assolutamente sì, è importantissimo avere una base, soprattutto teatrale. Senti, mi racconti dei tuoi compagni a scuola, le insegnanti, come hanno preso questa tua partecipazione e quanta attesa c'è per la prima puntata di domani? Allora, io all'inizio non l'avevo detto a nessuno, poi per le assenze, che giustamente ho dovuto fare qualche assenza a scuola, e si è venuto a sapere che stavo lavorando su un set, e poi ho detto che era Mare Fuori e sono rimasti quasi tutti scioccati perché non l'avevo detto a nessuno all'inizio, quindi sì. E dai, anche oggi forse per colpa mia e per questa intervista non sei andata a scuola. Io ringrazio anche la mamma Ilaria. No. In realtà ho la febbre, quindi non sono andata allo stesso. Quindi un grazie doppio per aver onorato questo collegamento. Greta, noi ti ringraziamo di cuore, davvero, abbraccia la mamma Ilaria perché abbiamo preparato questo incontro. Ci incolleremo domani su Rai Play in anteprima per vedere Mare Fuori, la 6ª stagione, e quindi dai tu un invito agli ascoltatori a vederti. Sì, andate a vedere la 6ª stagione di Mare Fuori perché è piena di colpi di scena e vi interesserà sicuramente. Evviva! Grazie a Greta De Rosa, attrice Annarella in Mare Fuori, e davvero un augurio per una carriera sempre più proiettata al successo. Adesso c'è Pino